giornata? Siamo stati in montagna a Colle Santa Lucia e poi di ritorno per tornare a Ferrara facciamo uno stopover a Treviso, che ci sono sempre passato, però non mi sono mai fermato. Absolutely love it. I was just telling my friends, Eastern Treviso, yeah, definitely. Sono ritornati anche i turisti in questo weekend di Pasqua a Treviso, una presenza che rincuora e fa ben sperare la cartina di tornasole di una normalità quasi riacquisita. Bella città, si sta bene, piccolina, misura d'uomo sicuramente. Una città che soprattutto rimarrà aperta, ci sono 2 anni di festività perse da recuperare. Il segnale che abbiamo ricevuto è quella di una generale apertura nei prossimi 2 giorni, magari non tutti apriranno sia Pasqua che a Pasquetta, però diciamo che le 2 giornate saranno abbastanza coperte sia per la ristorazione che per i pubblici esercizi e anche alcuni negozi che terranno aperti appunto o Pasqua o Pasquetta. Quindi per chiunque verrà a Treviso troverà una città viva, una città che ha voglia di ricominciare. Ricominciare dunque, nonostante le tante incertezze e alcuni episodi che non fanno bene al morale di chi lavora. Nelle scorse ore dei negozi sono stati tappezzati con adesivi no pass e richiami al nazismo, quando ormai le restrizioni sono del tutto allentate. È stato molto sgomento iniziale, innanzitutto perché appunto ormai siamo verso la fine delle limitazioni e quindi sembrava che tutto quanto fosse in discesa dopo 2 anni veramente difficili per tutti quanti. E dall'altra parte anche perché comunque quando si va a toccare la proprietà privata viene sempre un po' di paura poi a chi è parte lesa, di conseguenza abbiamo dovuto immediatamente allertare le forze dell'ordine da una parte ma anche il comune di Treviso dall'altra. Blitz a parte, resta una città con i suoi piccoli e grandi riti, come quello di regalare o regalarsi un fiore magari da Giuseppina, 85 anni, da 60 nella sua bancarella. Non si rinuncia a un fiore per Pasqua? No. E hanno preso dei bei massi, tutti felici, contenti e mi hanno divertito. Arrivano qua per simpatia, perché il sorriso non manca. Grazie, con tanti auguri.